Chiuso al pubblico dal 2011, dopo che il costone aveva iniziato a mostrare preoccupanti crepe e all'interno si erano aperte delle inquietanti fessure. La cattedrale di Agrigento dovrebbe riaprire in occasione del santo patrono della città, ovvero il 25 febbraio prossimo, giorno di San Gerlando. Questo è l'obiettivo della Curia Agrigentina. Quelle appena trascorse, salvo nuovi intoppi, saranno, dopo lunghi anni, le ultime feste vissute dalla città senza la sua chiesa madre. Lo storico monumento, fatto edificare dai Normanni nell'undicesimo secolo, riaprirà i battenti grazie a un doppio fronte di interventi. Una serie di catene che, collocate attorno all'edificio, servono per consolidarlo e rafforzarne la staticità. Lavori già in corso, resi possibili grazie alla partecipazione ad un bando regionale del 2015 da parte del Comune e della Curia, che hanno presentato un progetto elaborato da Teotista Panseca, docente di ingegneria civile e aerospaziale. Conclusi i lavori all'interno, bisognerà partire con quelli all'esterno, con il consolidamento del colle. Le opere saranno realizzate nell'ambito di un progetto complessivo messo a bando nel marzo del 2018, nell'ambito del cosiddetto Patto per la Sicilia, che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro. Le offerte presentate sono 6 e il parroco della cattedrale Don Giuseppe Pontillo commenta: non si tratta solo di un simbolo della Chiesa, ma di un simbolo della città. La cattedrale ha un valore immenso, oltre sul piano spirituale, anche su quello economico e turistico. Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Partecipare a quel bando nel 2015, commenta, è stata una grande intuizione e soprattutto un'ottima scelta strategica in un momento in cui c'erano tanti medici attorno al malato, ma nessuno interveniva per salvarlo.